Un Salvatore ci guarda la coppa, sicuramente risulta ridicolo, con tutti questi veli annanzi all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita. Con lo straordinario album Napoletana, Enzo Avitabile ha vinto il premio Tenco come miglior disco in dialetto. Questo è il brano d'apertura Don Salvatore. Noi che non abbiamo una disgrazia, pare che ci siamo abituati. È un disco molto spirituale, una spiritualità nel quotidiano, al di fuori delle devozioni dialettali, però comincia lì dove Sacro Sud ha lasciato il suo ultimo diciamo, suono. Abbiamo chiuso con Crucifixus, ho aperto con Don Salvatore, che poi nasce da una mia considerazione semplice. Il mio popolo, da secoli, ha un rapporto con il crocifisso che è molto particolare, perché in realtà entra in chiesa e chiede tutto, chiede dalla salute, giustamente, alla ricchezza, all'ambo, e al ritorno del figliolo che sta fuori, spesso però sempre nella confidenza popolare. Questo rapporto è tanto confidenziale che il mio popolo non chiede, esige. Un Salvatore sotto la tavola vostra, la dozza le pano quando cara, lo sorse vino, lo figlio vostro, sangue e chiova in mezzo in mano, e si va con cuore, nessuno ti aiuta, resta solo schiavo dopo d'ora, ti fa festa e contenta, e poi una spina in cuore, un Salvatore. Questo doppio senso da Don Salvatore, colui che può, quindi questo nostro evento che scende e chiaramente vive in mezzo a noi. Quindi diciamo, è l'inverso della meditazione. Il maestro spirituale nella meditazione ti insegna che è l'uomo che va verso Dio. Don Salvatore è Dio che scende verso l'uomo, è un atto di compassione verso l'umano. Aveva un corpus natum de Maria Virgine vere passum immolatum in croce proromine coius latus perforatum onda fluxit et sanguine est on nobis pregustatum in mortis examine. E sta grazia noi volimmo, priamma Vergine che la vinca. Gesù Cristo sta sdegnato per i nostri gran peccati. E sul palcoscenico del Tenco, Avitabile, unico titolare di una cattedra di world music in conservatorio, ha eseguito anche un brano del suo precedente lavoro, l'album Sacro Sud, l'album della svolta. Ecco le devozioni popolari partenopee. Io saccio la cuccata ma non saccio la luata. Santo Medico, che benvenuto, che bella festa che abbiamo avuto. E si scontra Maria Vergine Pavia, me la saluti tanta. Saluta a mille e prega a mille, che sta grazia che vi cerca facita a mille, per carità. Portate sto messaggio alla Santissima Trinità. Che mi facesse pure confessare e comunicare con me Santa Maria Maddalena con la vai vera a Cristo. A così perdona a me che sono una misera peccatrice, come lo prevede la messa. Risa! Enzo Avitabile, come nasce Sacro Sud? Sacro Sud nasce come un ritorno alla fonte, dopo la mia parte diciamo, di musica afroamericana, gli incontri del passato, James Brown, Tina Turner, Africa Bambata, Richie Evans, Seffi Luciano, Randy Crawford, mi sono deciso di ritornare alle radici, riscoprire le radici, riscoprire tutto ciò che poteva essere un punto di partenza per ripartire con un nuovo linguaggio da riportare nel mondo. Sacro Sud è stato un progetto speciale che nasceva dalla mia provenienza, da Marianella, terra che ha dato i natali a Sant'Alfonso Maria di Liguori, quindi una specie di rispetto delle devozioni dialettali del passato e anche una voglia di riscrivere questa fede popolare oggi nel cemento. Pietà senza famiglia, né casa, né terra, nemmeno luciore. Gente felice soltanto, perché non sente più dolore. Pietà non ti amare amore. Forse c'è anche una dimensione personale in questo suo percorso. Il mio è anche un atto di fede, ho fatto un percorso spirituale particolare perché sono stato buddista, nel senso ho praticato la mia Rengekyo, ho seguito poi un maestro spirituale che è Sri Chinmoy, quindi la meditazione, dopo sono ritornato al cristianesimo, chiaramente con una mia personale interpretazione e quindi con un impegno rispetto alla preghiera che prima purtroppo non avevo, però che sia anche un messaggio
un messaggio che va da cuore a cuore, da uomo a uomo, quindi magari un cristianesimo, una fede che vive il quotidiano, che vive il rapporto umano, nel disagio e nella sofferenza. La fede dei vinti, la fede dei diseredati. Fangerazio Maria, come ti fece il Padre Eterno e ti fece mamma Dio, Fangerazio Maria. Scende l'angelo dello cielo e ti viene a salutare, mamma Maria, e noi cantiamo Ave Maria. Sud non sta per una posizione geografica, ma per una fede che nasce nel popolo e che spesso muore nel popolo. Non vorrei definirle preghiere laiche, perché mi sembrerebbe anche un po' irriverente rispetto alla preghiera. Sono confidenze che il popolo si prende con il Signore. Forse non si prende queste confidenze con il Signore, ma si prende le confidenze in una preghiera sua, che magari arriva ad 1 metro e che magari non riesce a superare l'effigie della Madonna a cui si rivolge il popolo. Potrebbero pure essere delle vere e proprie rivendicazioni. Diciamo che quando il popolo si prende confidenza con il Signore si allarga. Novena, una femmina è plena, aspetta un figlio, novena, una stella come vinta notte s'appiccia, o fridinda vai, non voglio non chiudere. Per lei che cos'è il Natale? Credo che il Natale sia una cosa importante. Poi mi piace perché vivo molto il Natale, perché alla fine la Pasqua si vive come festa molto diversa dal Natale, perché si dice Gesù a Natale nasce e a Pasqua muore. In realtà dimentichiamo che, che la Pasqua è la festa della resurrezione, quindi è la rinascita. Quindi io credo che Pasqua e Natale abbiano lo stesso tipo di messaggio, quello che tutti i giorni l'uomo può rinascere. Quindi è il messaggio della vita che nasce dalla morte e della vita che nasce dovunque e ovunque.